Buon pomeriggio, ben trovati. Sicilia 24 Focus oggi si occupa di violenza di genere, ma in particolare se ne occupa nell'ottica di quello che poi dovrebbe essere uno dei primi passi per cercare di ritrovare la luce fuori dal tunnel, ovvero parlare, e dunque oggi ci occupiamo di chi ascolta le donne. Do il ben trovata alla dottoressa Daniela Bordonaro, direttore dell'unità operativa complessa di psicologia dell'ASP di Catania. Ben trovata. Grazie. E in collegamento una donna che ha avuto bisogno di parlare, ma che fa parlare le donne. Ci colleghiamo con Michela Grillo, che è la presidentessa dell'Associazione Ribelle da Palermo, appunto. Ben trovata, Michela. Grazie e buon pomeriggio a voi. Allora, abbiamo detto dall'ascolto alla luce, in fondo al tunnel. Molto spesso ci ritroviamo a raccontare fatti di cronaca davvero drammatici che poi portano alla considerazione del fatto che molte donne che si salvano da situazioni che potrebbero diventare estreme, si salvano perché denunciano. Cominciamo a riascoltare, lo chiedo alle mie ospiti, ma lo chiedo anche ai nostri telespettatori, due storie che la settimana scorsa davvero ci hanno sconvolti. Eccole qua. Uomini violenti che non temono il carcere continuano a minacciare e incutere terrore. Se ti voglio prendere e scannare lo faccio dove voglio io, vengo a casa, butto giù la porta e ti macino la testa. È soltanto una delle gravissime minacce che un uomo di 45 anni di Catania, rifiutato e allontanato dall'ex convivente, rivolgeva alla donna. Dopo anni di violenze continue e vessazioni, frutto di gelosie ossessive e di un attaccamento morboso, la donna ha detto basta e si è rivolta alla polizia di Catania. Agli agenti ha raccontato una sequenza di violenze per futili motivi. Sembra che il 45enne monitorasse costantemente i profili della donna, intimandole più volte di eliminare immediatamente i contenuti condivisi con gli altri utenti. Picchiata, colpita alla schiena anche davanti alla loro figlia minorenne. L'ammonimento non è bastato, l'uomo ha continuato a tormentare la donna nel tentativo di convincerla a riallacciare la relazione. I poliziotti lo hanno rintracciato nel quartiere di Picanello, proprio nei pressi della casa dell'ex compagna, e lo hanno arrestato. Una storia di violenza che arriva a distanza di pochi giorni da un'altra avvenuta sempre a Catania, dove a un uomo violento sono bastate 24 ore per procurarsi un cellulare in carcere e una volta ottenuto ha chiamato la moglie che aveva picchiato selvaggiamente il giorno prima, pedate anche dove aveva subito un intervento chirurgico, tutto immortalato dalle telecamere di videosorveglianza del tabacchino. La donna, quando ha ricevuto la telefonata, era in ospedale dove stavano facendo i controlli clinici dovuti al pestaggio subito. La telefonata dal carcere ha aggravato non poco la posizione del 34enne. Ecco, proprio poche ore dopo questi comunicati che sono arrivati dalle forze di polizia, dalla polizia di Catania in particolare, abbiamo anche ascoltato delle dichiarazioni del vicequestore che diceva: queste donne sono salve perché in qualche modo hanno chiesto aiuto. Allora, è veramente così? Dottoressa Bordonaro. È veramente così perché in realtà non si esce facilmente dal ciclo della violenza e soprattutto non si esce da sole dal ciclo della violenza. È necessario che la donna si metta nella posizione di poter usufruire di una rete di protezione che ha a che fare ovviamente con i servizi che mettono in campo tutte le loro potenzialità, perché la violenza è un problema sicuramente sia culturale che è legato alla psicopatologia del soggetto maltrattante e deve essere affrontato con un'ottica multiprofessionale. Quindi la rete antiviolenza che esiste a Catania ormai da oltre 20 anni e che comprende l'ASP, il comune di Catania e tutti i comuni della città metropolitana, le forze dell'ordine, le associazioni antiviolenza. È una rete che permette di avere una molteplicità di soluzioni al problema. Allora, noi ci entriamo in questo percorso, dottoressa Bordonaro, e ci entreremo proprio in modo dettagliato, perché lei ci spiegherà esattamente che cosa può fare una donna che vince, supera la barriera della paura.
Andiamo a Palermo. Allora, è nata Ribelle, io chiedo alla mia regia di mostrare il logo, l'immagine di Ribelle, che poi è un'immagine molto forte, molto emblematica, una catena spezzata, una catena rosa, rigorosamente spezzata. Molto spesso però, prima di spezzare quella catena, come dicevamo, la paura frena. E sicuramente anche per Michela Grillo questo è un discorso condiviso, è così Michela? Esatto, proprio così. Hai detto bene, quella catena rosa che noi abbiamo voluto rappresentare lì come un bracciale quasi, Esatto. come un oggetto che, che la donna indossa nella quotidianità normalmente. E purtroppo per le donne che subiscono violenza molto spesso è questo. La violenza diventa come una parte normale della vita e diventa una catena, e spezzare quella catena ci vuole una forza, una voglia di rinascita, di ribellione, davvero forte, tanto forte. Sì. È vero, bisogna denunciare, bisogna non vergognarsi, chiedere aiuto, perché soltanto con l'aiuto, non soltanto delle forze dell'ordine, dei servizi sociali, ma anche nel proprio ambiente di famiglia, condividere con chi ti è veramente vicino la tua paura, le tue violenze, quello che tu subisci. Sono questi i primi passi che bisogna fare. Senti Michela, io Ci vuole tanta forza. voglio subito condividere con il nostro pubblico, ma anche con la dottoressa Bordonaro, psicologa straordinaria di grande esperienza, che sicuramente coglierà molto, molto bene quello che tu diciamo, mi hai raccontato e che io voglio raccontare ai nostri telespettatori. Tu hai vissuto questa esperienza in prima persona molto spesso, sì. No? Chi apre queste finestre, queste porte ad altre donne è perché comunque sa di che cosa sta parlando, perché in prima persona ha vissuto. C'è una cosa che mi ha molto colpito. Tu hai detto che hai trovato una forza grandissima per compiere il passo verso la luce, soprattutto pensando a cosa stavano guardando nella tua casa i tuoi figli. Cioè hai avuto paura di essere un cattivo esempio. Ce lo spieghi meglio? Sì, allora, capitava che i miei figli, io ho 3 ragazzi, una ragazza di quasi 18 anni e 2 ragazzini di 13 e di 11. Capitava che tornavano da scuola e mi raccontavano che avevano affrontato la tematica. Capitava nel telegiornale che guardavamo episodi di femminicidio, di violenza, di stalking. E io non riuscivo quasi a guardare in faccia i miei figli, mi vergognavo, perché tutto quello che veniva raccontato in televisione, i miei figli lo vivevano. E quindi mi sentivo un cattivo esempio, perché stavo educando mia figlia da donna, da ragazza, che era giusto farsi trattare in questa maniera. E ai miei figli maschi che poteva passare questo messaggio, che gli uomini possono trattare le donne in questa maniera. E quindi ho detto no, io qui sto facendo, a parte che mi stavo rovinando la mia di vita, ma stavo compromettendo la crescita e la vita dei miei figli. Dottoressa Bordonaro, è un aspetto molto, tra l'altro, lodevole per questa madre. Sicuramente, ma concordo pienamente, perché in realtà la violenza assistita ha la stessa forza dirompente e traumatica della violenza subita. Certo. E soprattutto quando abbiamo a che fare con minori, perché, come diceva sicuramente la signora, in realtà questo in qualche modo passa il messaggio. Intanto i ragazzi crescono abituandosi alla violenza e abituandosi che un certo livello di aggressività può essere agito
normalmente. E poi insegna alle donne a perpetrare quella che è una caratteristica, secondo me, genetica del sesso femminile, no? Il sesso femminile tendenzialmente è più portato al sostegno, al conforto, alla protezione, alla cura, Certo. e anche alla pazienza e alla tolleranza. E quindi il livello di pazienza e di tolleranza in qualche modo si amplifica in chi assiste alla violenza a casa. Lo stesso riguarda il sesso maschile, perché culturalmente agli uomini viene trasmesso transgenerazionalmente il messaggio che l'uomo è un uomo se è potente, se è forte, se riesce ad ottenere i propri obiettivi anche imponendosi, e quindi anche il modello maschile che cresce nella mente di questi bambini diventa un modello alterato, Certo. della gestione della mascolinità, della femminilità e della gestione delle relazioni di coppia. Allora, Michela, tu hai dato vita non da moltissimo tempo a questa associazione, no? Non da moltissimo tempo, guarda, la vediamo, questa è la pagina Facebook e vorrei che i nostri telespettatori aderissero tutti, seguissero tutti, perché qui non ci sono barriere tra associazioni e associazioni, no? Non ci devono essere. Ci deve essere una coralità di intenti, perché tendersi la mano e spezzare quella catena e quel braccialetto rosa perché diventi davvero un bracciale, non una costrizione, deve essere l'intento di tutti. Quindi che le associazioni tra loro si uniscano, facciano forza, si consiglino sul territorio, perché magari c'è una donna di un territorio che trova il suo riferimento più vicino a casa. Quindi aderiamo, seguiamo le attività di questa associazione. In quante siete adesso? Noi siamo veramente molto poche, molto poche. Tra l'altro ancora siamo tutte volontarie, nel senso che non ci siamo nemmeno tesserate, proprio stiamo iniziando adesso, non abbiamo ancora neanche una sede. Però? Ti posso anticipare che dalle prossime settimane, forse se tutto va bene dalla prossima settimana, apriremo il nostro primo sportello d'ascolto all'interno di un centro giovanile finanziato dal comune. Stiamo preparando una manifestazione per giorno 23 in concomitanza con la giornata mondiale della lotta alla violenza contro le donne, in una palestra che coinvolge giovani dai 5 ai 17 anni, proprio perché per noi l'educazione è fondamentale. E quindi insomma, stiamo facendo tante cose, ma nel nostro piccolo. Ma no, vabbè, ma non ha importanza, no? Assolutamente, nel piccolo c'è sempre, come dire, la possibilità di in qualche modo indirizzare verso la strada più giusta qualcuno, anche solo una persona, anche solo una donna, no? Anche solo una. Allora, noi facciamo così. Adesso ci occupiamo di quello che è il vero percorso. Tra l'altro, dicevo, la stessa cosa vale per te, no? Il fatto di seguire le attività sul territorio catanese, per esempio. Tu hai citato il comune di Palermo, immagino ti riferisca anche all'assessore Ferrandelli, che è sempre molto, è sempre molto attento, molto partecipe, quindi che salutiamo e sono sicura, insomma, che troverete una casa. All'ASP di Catania ha già dato, come dire, ascolto a tantissime donne. Forse, purtroppo possiamo dire, il numero è crescente. Ne parliamo tra un attimo, dopo questa pausa. Siamo tornati in studio al nostro focus oggi sulla tematica dell'ascolto nei confronti delle donne che sono vittime di violenza di genere tra le mura di casa, nei luoghi dove dovrebbero sentirsi felici, protette e amate. Allora, prima di entrare, come dicevo, no, nel percorso che io ho chiesto appositamente alla dottoressa, qual è il percorso che una donna può fare rivolgendosi per esempio a un centro di ascolto, a un consultorio, che cosa accade, volevo che condividessimo un'altra considerazione che abbiamo fatto durante la pausa e che era proprio, dottoressa, legata a ciò che ha fatto appunto Michela. Cioè Michela
diceva io per i miei figli ho fatto questo passo, invece spesso le donne fanno il ragionamento contrario, cioè resto perché devo proteggere i miei figli, perché ho paura che se me ne vado i figli possono diventare a loro volta vittime dell'abusante o del carnefice, mentre invece la protezione vera dei figli è quella di farli uscire da questo circuito della violenza assistita, farli uscire il più breve tempo possibile, perché più sono piccoli più riescono in qualche modo ad elaborare il trauma subito, quindi la scelta giusta è proprio quella per i figli di fare ciò che ha fatto di fare Michela. quello che ha fatto Michela, e tra l'altro queste testimonianze dirette valgono moltissimi corsi di prevenzione, perché le donne si rendono conto che si può fare, no? Assolutamente, ma infatti Michela, così come immagino anche le altre fondatrici, ci mettono sempre la faccia quando vanno a parlare con i ragazzi, no? Cioè voi raccontate voi stesse. Esattamente, sì. Partiamo da noi, partiamo da quello che noi abbiamo subito, proprio per dare degli input, degli esempi, e soprattutto avendocela fatta. È giusto che si deve sapere che ci si può riuscire. Purtroppo sentiamo soltanto parlare del momento quello proprio dove non si può tornare indietro. Dei femminicidi, diciamo le cose come sono. Esattamente. Ma infatti, e invece no, ce la possiamo fare. E infatti il messaggio che deve passare attraverso queste attività è questo, che ci può essere la via di salvezza. Può essere la via di salvezza. Allora, io arrivo da lei, da lei, dall'ASP di Catania. ASP insomma ha una rete ormai decennale, ventennale, certo, ha visto passare ed evolversi, no, anche alcune parti legislative, no? Quindi l'attivazione del codice rosso 20 anni fa, noi non ne parlavamo. Arrivo perché segnalo un episodio grave di violenza domestica. Che mi succede? Allora, se la segnalazione dell'episodio di violenza avviene attraverso il pronto soccorso, è importante che si sappia che in tutti i pronto soccorsi aziendali, che sono i presidi ospedalieri, ovviamente non parliamo delle aziende ospedaliere, certo, che non sono, certo, ASP, è attivo un servizio di reperibilità notturna e festiva di psicologi e assistenti sociali che vengono chiamati al momento in cui il medico si rende conto di avere a che fare davanti una violenza o dichiarata o anche sospetta. Perché lo psicologo e l'assistente sociale? Perché le due figure che si completano a vicenda riescono a coprire una gamma molto vasta di bisogni, di paure, di problematiche che una donna vittima di violenza presenta. Ovviamente quindi queste figure accolgono la donna, tutti i nostri pronto soccorso hanno la stanza rosa, quindi una stanza dedicata con un'uscita che non corrisponde all'ingresso e quindi non è collegata con la sala d'attesa. Sì, io non voglio tornare indietro. Perché spesso vengono accompagnate anche dal carnefice, no? Quindi io posso anche uscire da un'altra porta e il carnefice non lo saprà mai. Perché lo psicologo e l'assistente sociale immediatamente? Perché è stato dimostrato che esiste una cosiddetta golden hour, un'ora dopo, cioè quando il fatto è appena avvenuto, la donna o perché è molto spaventata o perché è molto arrabbiata, è molto più disponibile a denunciare. Più tempo passa? Più tempo passa, più in qualche modo l'episodio diventa, perde l'intensità emotiva, cominciano i ripensamenti, si cominciano a pensare a tante cose, a quello che si perde, perché per esempio molte donne non abbandonano la violenza a casa anche perché economicamente non riescono poi a mantenersi, no? Quindi non hanno un luogo dove andare, non hanno una famiglia che le sostiene.
Oppure ci sono figli minori a casa e allora l'assistente sociale si attiva con le forze dell'ordine per però andare a diciamolo, prelevare i vengono bambini. protetti nell'ottica Vengono di una messi cosa in del protezione esattamente come la donna può scegliere poi di andare, può essere trattenuta in pronto soccorso fino a 72 ore, dice la legge, cioè se sul momento non si trova un luogo dove poterla collocare, il medico la può trattenere nella stanza rosa fino a 72 ore finché non si trovano soluzioni. Se la donna invece viene in pronto soccorso durante le ore normali di servizio, si attiveranno psicologi e assistenti sociali dei consultori, quindi è coperta 24 ore. E poi in queste 72 ore si cerca una soluzione che può essere o andare da parenti o andare da qualcuno, oppure nel caso in cui la donna non avesse nessun riferimento ci sono i rifugi segreti ad indirizzo segreto nei quali la donna può anche momentaneamente essere allocata. Tutto questo è un compito poi ovviamente dell'assistente sociale. Nel momento in cui finita la fase acuta, poi la donna viene inviata ai nostri consultori familiari che si occupano di violenza di genere, sono uno dei LEA, cioè dei livelli essenziali di assistenza che noi dobbiamo garantire alla popolazione, dove c'è sempre un'equipe fatta da psicologo e assistente sociale che si occuperà di sostenerla durante il percorso di fuoriuscita dal ciclo della violenza. Ma dove sta la falla, diciamo così? Perché se la paura è comunque come dire, l'ostacolo, no? Al parlare, al denunciare, è legittimo? Cioè una donna è legittimata dal sistema attuale ad avere un po' di paura? Lo chiedo a lei e andiamo poi subito a Palermo. C'è un buco, diciamo così, di... Quello che noi abbiamo visto nei filmati è la dimostrazione di come in realtà la gran parte di questi maltrattanti e di questi carnefici manifestano un disturbo di personalità significativo, certo, che è un disturbo narcisistico cosiddetto maligno. E quindi sono persone che, avendo un disturbo di personalità, sono poco interessati a quelli che possono essere i rischi penali di tale comportamento, no? Tanto è vero che abbiamo visto che l'uomo si è procurato anche il cellulare in carcere per continuare a disturbare la moglie. Certo. E quindi noi dobbiamo sapere anche che abbiamo a che fare con questo tipo di persone. Questo è un grosso rischio. Michela, la falla dove sta? La falla purtroppo c'è, è inutile negarla. Io per esempio, sulla mia storia personale vi posso dire che ho attivato tutte le mie amicizie, i miei cari. Per un periodo iniziale non andavo al lavoro da sola, non uscivo da sola, sono tornata una ragazzina, mi facevo accompagnare, mi facevo venire a prendere, ho rifiutato qualsiasi incontro, ho rifiutato qualsiasi possibilità di incontrarlo, fino a quando poi piano piano, poi scema. Io sono stata fortunata perché lui vive adesso da un'altra parte d'Italia, quindi ok, però dico, è vero che i servizi non possono tutelarci a 360 gradi, però dobbiamo coinvolgere le persone a noi più vicine. Beh, è comunque, e così piano piano. E comunque c'è un cambio assoluto di vita, no? E chi non ha queste persone vicine... è lì appunto che la dottoressa diceva, insomma, o per un problema di possibilità economiche, ma anche per una difficoltà, no, di gestire la vita di tutti i giorni, perché poi laddove non ci sono magari dei processi, delle condanne, delle carcerazioni, questi stanno in giro, c'è poco da fare. Quindi... È lì... Non solo, Scusate, ti interrompo, e lì però dovrebbero intervenire i servizi. Capire le situazioni, quelle che veramente devono essere aiutate e supportate. Dottoressa.
Ma l'intervento dei servizi anche lì può arrivare fino a un certo punto, anche perché noi sappiamo che insomma, non possiamo contenere o ricoverare persone che hanno sono in grado di intendere, che sono di volere. non solo in grado di intendere di volere, ma che è vero che hanno una psicopatologia, ma deve esserci una segnalazione, no? Una segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria o una segnalazione da parte di un familiare, ma comunque anche l'intervento può essere un intervento relativo, perché il problema è anche che queste persone sono persone quali si dà una terapia farmacologica ma poi non la prendono. Certo. Quindi... E poi c'è un'altra cosa molto vera che diceva Michela e che credo possa essere un consiglio importantissimo. Io credo che la storia di tanti femminicidi di giovanissime sia legata a situazioni in cui queste stesse erano protette dalle famiglie, no? Però poi cedevano all'ultimo incontro, al chiarimento finale, no? È successo in tanti casi che abbiamo raccontato, Michela, invece tu stai dicendo non accettate nessun tipo di confronto. Se avete patito 10 anni, 15 anni, anche solo un anno o 6 mesi, lasciate perdere questi momenti, no? Non c'è redenzione. Non è quell'incontro che cambia la storia. Assolutamente. Allora, c'è un'altra cosa che volevo sottoporre alla vostra attenzione ed è nel servizio della collega Desirée Ferlito che racconta un altro fatto, un fatto che sposta moltissimo l'età di fatti gravi come quelli che raccontiamo. Guardiamo. Maltrattamenti, violenza sessuale, vessazioni e minacce. A subirli una ragazzina di 15 anni a Scicli, nel Ragusano. Il carnefice, il suo ex fidanzato di 21 anni, che avrebbe approfittato della vulnerabilità emotiva dell'adolescente per sottoporla a torture di ogni genere. Le indagini della squadra mobile sono partite dopo la denuncia fatta lo scorso settembre dai genitori della quindicenne, che si sarebbero accorti che qualcosa non andava. Dalle indagini è emerso che la ragazzina era stata costretta a subire le violenze dall'inizio della relazione sentimentale lo scorso maggio e che avrebbe taciuto per paura. Oltre a essere costretta a compiere atti sessuali, la ragazza è stata indotta a rubare denaro e oggetti preziosi ai genitori, consegnandoli al fidanzato, che approfittando della situazione avrebbe utilizzato indebitamente anche il bancomat di famiglia. Per questo motivo l'indagato è accusato, oltre che di violenza sessuale, maltrattamenti, anche di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Per l'orco sono scattati gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Allora, 15 anni, beh, insomma il fidanzatino si fa per dire, comunque era in alcuni anni più grande di lei. Si sta spostando in basso l'età delle violenze subite? Si sta spostando in basso perché in realtà spesso la violenza è anche un fattore culturale. Sì. Ed è culturalmente accettato il fatto che un uomo possa in qualche modo dominare e controllare la propria donna. Se a questo fatto culturale aggiungiamo anche un disturbo di personalità di tipo sociopatico oppure di tipo narcisistico, completiamo il quadro di una persona che, come in questo caso, utilizza la propria fidanzata come un oggetto che viene utilizzato per i propri bisogni, sia sessuali che economici. E tra l'altro a 15 anni come si fa? Cioè se a volte donne molto più mature, donne con figli, non hanno la capacità, la forza, no? Di spezzare quella catena. Una bambina di 15 anni con una personalità ancora tutta da formare, probabilmente presa, no? Da questa figura maschile, come fa a liberarsi? Presa da questa figura maschile, ma nello stesso tempo posizionata in una posizione di passività e anche di esclusività, perché evidentemente la forza del controllo di questa persona era molto più forte anche delle relazioni familiari, per cui lei è arrivata a rubare a casa propria, no, oggetti. Quindi il potere di controllo della mente di questa persona, chiaramente su una mente adolescenziale e ovviamente ancora in formazione, molto fragile,
Il problema è che spesso le donne scambiano tutto questo per amore. Per amore. Per amore. Sì. Allora, Michela, ti ritrovi in questa cosa, cioè hai potuto constatare anche nella comunque giovanissima esperienza della tua neonata associazione che bisogna partire proprio dai più giovani a parlare di questi argomenti. Esatto, esatto, ed è quello che noi contiamo di fare. Far capire a questi ragazzi che cos'è l'amore, cos'è stare insieme in una coppia, che l'amore non è possesso, che l'amore non è supremazia di potere. Purtroppo i giovani non lo sanno e scambiano tutto questo per amore. Allora, Per questo bisognerebbe introdurle nelle scuole l'educazione all'affettività. è parecchio prima delle scuole superiori, diciamo così, no? Noi lo facciamo. Esatto. Ecco, la professoressa la dottoressa subito mi dice noi lo facciamo. I nostri perché voi consultori lo fanno tutti questi incontri, cominciano dalla scuola elementare, addirittura un processo di alfabetizzazione certo. delle emozioni, perché in realtà la gran parte di queste nuove generazioni conoscono 2 o 3 emozioni, ma conoscono, io dico, uso la parola non a caso perché non le sanno neanche nominare, no? Non sanno neanche dare un nome a quello che provano. Però, diciamo, io posso dire una cosa, è vero, bisogna cominciare da quando sono veramente piccoli, quando sono giovanissimi. C'è un lato bello però di questa cosa, che quando loro l'assumono come, la metabolizzano, no? Quello che è giusto fare, quello che è giusto dire in certe situazioni, poi diventano quasi quasi maestri degli adulti, no? Mi è capitato di sentire a volte bambini dire guarda che si fa così, mamma cioè papà, la mamma devi essere gentile con la mamma, cioè loro sono in questo senso come dire, da formare nel bene, quindi questa attività è fondamentale. Michela, grazie. Io ti invito a contattarci, ormai abbiamo, come dire, avuto modo di scambiare le nostre informazioni, ogni iniziativa, ogni appuntamento, ci avviciniamo, no? Dottoressa, al 25 novembre sarà giornata di attività, di celebrazioni, di sensibilizzazioni, quindi continuiamo così perché è chiaro, è difficile, ma secondo me si può uscire assolutamente. Si può fare. Si può fare. Grazie Michela e in bocca al lupo per la pagina della quale voglio vedere aumentare i follower ed è ovviamente la pagina dell'Associazione Ribelle e grazie sempre alla di Catania, oggi qui con la dottoressa Grazie a voi. Cordonaro. A tutti voi un buon proseguimento di pomeriggio. Domani il nostro appuntamento delle 14:30 è tutto dedicato a preview al calcio.